Buongiorno, siamo già ben oltre mezzogiorno e mi viene in mente una discussione che abbiamo fatto ieri sera con degli amici, l'ora di Basilea, che sicuramente voi tutti conoscete. L'ora di Basilea corrispondeva esattamente alla nostra ora estiva e fu in vigore a Basilea dall'inizio del 400 fino alla rivoluzione francese, quindi per 3 secoli viaggiavano con un orario corrispondente alla nostra ora estiva. Secondo la leggenda o la tradizione, si dice che quell'ora, quel sistema orario, è entrato in uso durante il sinodo che si teneva a Basilea in un momento abbastanza turbolento di storia della Chiesa, e siccome tutta la città viaggiava al ritmo del concilio in quanto a orari, e questi padri conciliari si davano un po' le cose per le lunghe, a un bel momento qualcuno è venuta l'idea di spostare l'orario segnato dall'orologio compagnie, dall'orologio della città, portarlo avanti di un'ora, così di far smettere questa gente delle loro discussioni. Adesso io non vorrei che capiti la stessa cosa a Iello e che si aggiunga ancora una mezz'ora all'ora estiva, però di essere vedo se mai possibile di completare un po' la coda di quanto già detto da Roberto. Allora, 2 parole se per qualcuno può servire per situare il cantone vicino. È un cantone, l'unico cantone svizzero che si trova interamente al sud delle Alpi, sul versante quindi delle Alpi. Ha un'estensione di 2.800 km quadrati, 350.000 abitanti, quindi meno che un piccolo quartiere di Milano, e lo si può immaginare con un grande triangolo con il vertice rivolto verso sud che si insinua tra il Piemonte e soprattutto la Lombardia. Quindi durante il passato, durante i secoli medievali, il Comune Ticino ha condiviso le licenze politiche soprattutto della Lombardia, e nei secoli bassi del Medioevo fu un oggetto molto conteso tra Como e Milano per delle guerre che durarono nei secoli, fin quando tra la fine del 400 e l'inizio del 500, al momento delle invasioni francesi in Italia di Francesco I, quel territorio fu acquisito dai cantoni svizzeri che miravano così ad avere il controllo del passo del San Gottardo sia a nord del cantone della Tuscana centrale sia a sud con la Valle Redentina, che in quel periodo scendeva dai canonici del Duomo di Milano. Quindi anche dal punto di vista religioso la nostra regione era dipendente ecclesiasticamente dalla diocesi di Como e in altra parte della diocesi di Milano, ciò che fa ancora oggi la presenza in certe regioni del rito romano e del rito ambrosiano, che tante volte diventa interessante in periodo di carnevale, addirittura 2. Ecco, quindi all'inizio del 500 questo territorio viene in mano ai cantoni svizzeri e quindi per 3 secoli, fino alla caduta dell'Ancien Régime, con la fine con la rivoluzione francese, per ben 3 secoli il Ticino venne organizzato in 7 o 8 circoscrizioni che erano governate dai cantoni, dai 13 cantoni svizzeri di allora, in parte protestanti e in parte cattolici. Questo fatto ha creato naturalmente qualche problema, soprattutto già dal punto di vista della cultura del tempo. Da noi in quei 3 secoli si usò esclusivamente come in Italia le ore italiche. Questo, come abbiamo già sentito, causava qualche problema con i viaggiatori del contrario che scendevano a sud per potersi orientare con questo per loro strano sistema orario. Dicevano: ma è stranissimo, quando per noi sono le 12 voi dite che sono le 18. E da noi si rispondeva: ma guardate che è strano il vostro sistema, è l'inverno, quando diventa notte voi dite che sono le 4 e poi d'estate dite che sono le 8, quindi siete voi che siete nel torto. Per noi è sempre la stessa ora quel momento lì, è l'ora di smettere di lavorare, di cenare e andare a dormire.
per non dire delle complicazioni che sono poi subentrate al momento del binario piano. Il Ticino naturalmente accettò subito come cantone cattolico, ma i cantoni svizzeri che governavano il Ticino, quando erano protestanti, naturalmente avevano i 10 giorni di differenza. E in Svizzera questa situazione durò fino all'inizio del 1700, per un secolo intero. Questo pone dei problemi dal punto di vista storico nella tradizione dei documenti come federalistici. Addirittura ci sono due comuni del Canton Grigioni, estremità est della Svizzera, quasi al confine con l'Austria, che conservavano il calendario gregoriano fino al 1412. E questo aveva causato naturalmente un scompiglio enorme nella Confederazione, perché aveva delle discussioni di carattere politico nell'amministrazione dei territori che erano governati da cantoni protestanti diversi dalla religione che c'era dalle nostre parti. Aveva avuto delle ripercussioni e delle resistenze molto forti anche nel mondo contadino, anche cattolico, perché spostava tutte le tradizioni, insomma, si diceva che bisogna seminare a una certa festa, e adesso che la storia cambiava di 10 giorni, quindi ha creato moltissimi difficoltà. Comunque sia, anche da noi, con la fine del Settecento, il sistema delle ore italiche andò in disuso, diversamente dagli stati italiani, però non fu decretata alla fine con dei decreti, ma si spense così adagio durante l'Ottocento, e in certe regioni di montagna, le più discoste, ancora nella seconda metà dell'Ottocento si usavano le ore italiche. Con l'Ottocento il cantone entra nel giro della Confederazione, e quindi da quel momento il sistema della misura del tempo è dipendente non più dal sud ma dal nord. A metà dell'Ottocento viene introdotto il telegrafo, e di conseguenza l'ora solare poneva qualche problema, anche in uno stato come la Svizzera, dove tra l'estremità ovest e est ci saranno 18-20 minuti di differenza nell'ora solare. Comunque sia, con il telegrafo, che era una comunicazione istantanea, era necessario trovare una soluzione, e la soluzione fu quella di introdurre l'ora media del meridiano di Berna. L'ora media svizzera era stata rivendicata anche se in primo luogo e soprattutto dagli orologiai di Ginevra, che riuscivano già nel Settecento a costruire degli orologi precisissimi, e quindi già nel 1778 avevano fatto disegnare una leviscata del tempo medio sulla meridiana della cattedrale di Ginevra. Però il campanile continuava a battere le ore vere, le ore solari. La cosa andò avanti per diversi anni ancora, e gli orologiai riuscirono per finire a fare in modo che anche il campanile della città battesse l'ora media, perché dicevano: da noi vengono gli stranieri in visita, comprano un orologio, noi gli vantiamo la gran precisione dell'orologio, loro vanno in città e sentono battere il mezzogiorno e guardano l'orologio, e poi tornano da noi e vogliono darselo dietro dicendo: ma ci avete detto che è perfetto, invece non è. E così nel 1821 i campanili della città di Ginevra cominciarono a battere l'ora media, e poi poco a poco, spostandosi verso est, l'ora media si diffuse in Svizzera, e appunto a metà dell'Ottocento fu adottata l'ora di Berna, che divenne l'ora nazionale, come è capitato anche in Italia di avere un'ora nazionale. E questo fatto durò fino all'introduzione dei fusi orari, che non andarono poi così alla leggera, perché in Svizzera si diceva: in fondo questo sistema non concerne più nessun evento astronomico che riguarda il nostro territorio, è una cosa tedesca, perché il meridiano passa su un osservatorio prussiano, e quindi, e soprattutto nella Svizzera francese, erano molto contrari a questo sistema. La Confederazione non poteva fare niente
perché in base alla Costituzione di metà dell'Ottocento non aveva nessuna competenza in fatto di misura del tempo. Alla Confederazione erano stati ceduti dai cantoni le facoltà di unificare le misure, i pesi, le monete, e quindi erano scomparse le pertiche, le libre, tutte quelle misure locali che variavano da una città all'altra, è stato introdotto il franco, il metro, eccetera. Col tempo la Confederazione non aveva assolutamente niente da dire. Quindi sia al momento dell'introduzione dell'oramento attualmente diretto, sia al momento dell'introduzione dei fusi orari, l'idea era valida solo per le aziende della Confederazione, cioè per i trasporti e per le comunicazioni. La gente poteva fare quello che voleva e probabilmente da noi in Ticino, soprattutto come territorio essenzialmente agricolo, l'ora solare fu in vigore sicuramente verso la fine dell'Ottocento. E solo con l'introduzione definitiva dell'ora estiva nel 1980 che venne varata la legge sulla metrologia svizzera, che la Confederazione ha stabilito con legge che l'orario vigente è quello dell'Europa centrale e che esiste un'ora estiva da marzo a ottobre. Ecco, io ho terminato qui, completando qualcosa già detto da Roberto. Potrebbe essere una discussione interessante, riflettere su operazioni di questo genere che costano molto, perché la pubblicazione costa un occhio della testa, e il fatto di poter disporre di uno strumento meraviglioso come l'Atlante di Fabio Saviano. Dobbiamo continuare a pubblicare queste cose oppure lo dobbiamo mettere tutto sull'Atlante? Secondo me sono due cose complementari. Grazie.